dato queste maschere che ovviamente spiegheranno anche a voi che poi vedrete cosa servono, e niente, questa esperienza è stata molto utile per capire come aiutare certe persone e come soprattutto riuscire a capirle. Oggi abbiamo lavorato con questi ragazzi meravigliosi su tutto il tema delle dipendenze non solo dal gioco, ma dipendenze anche da droghe, alcol e anche da persone. Abbiamo puntato anche su questo. Abbiamo cercato di affrontare il problema delle dipendenze, però quasi giocando. Abbiamo usato la maschera neutra, quindi tutto quello che è il principio del linguaggio del corpo prima che il linguaggio dell'espressione, e soprattutto abbiamo fatto in modo che i ragazzi proiettassero su questa maschera, apparentemente senza espressione, senza volto, il proprio volto e il volto della persona che amano di più, per cercare di capire come metterli in connessione, spiegando che la connessione è la prima arma per aiutare a combattere le dipendenze. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza complessa e ve la consiglio. Questo incontro è stato molto produttivo, bello, interessante. Ci ha aiutato a capire meglio come aiutare qualcuno con una dipendenza e ci ha anche aiutato a parlare un po' tra di noi. Abbiamo parlato di come capire una persona, di come riuscire ad aiutare delle persone afflitte anche da dipendenze, e questo percorso è servito molto alla classe, è stato istruttivo e ci siamo divertiti, molto coinvolgente. Oggi abbiamo fatto un'esperienza molto bella e interessante, ve la consiglio, ciao. Ho partecipato e ho visto questa attività molto importante per i ragazzi perché li ha coinvolti e sono stati molto partecipi, ed è stato molto importante poter parlare delle dipendenze e far capire che nel territorio ci sono dei servizi e c'è la possibilità di chiedere aiuto per le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Buonasera a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un evento organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM. Ringraziamo come sempre tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa settimana di Cambio Gioco e i numerosissimi partner e media partner che ci aiutano a diffondere l'iniziativa in tutta Italia. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo come sempre in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Come tutti ormai sapete, c'è un sito dedicato a questo evento dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e l'intero programma. Il sito si chiama www.cambiogiocoul6.it e sul sito rimangono inoltre a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri di questa terza edizione 2025, ma anche delle due edizioni precedenti. Ringraziamo ancora una volta sentitamente le moltissime persone che da tutta Italia ci stanno seguendo, ci state mandando dei messaggi di apprezzamento, state interagendo con noi attraverso i vostri commenti alle dirette e soprattutto molte persone ci stanno aiutando a diffondere il festival rilanciando sui propri canali social. Quindi salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da casa, oltre a quello che è convenuto qui al Barco Teatro di Padova.
Passo ora la parola per un saluto istituzionale al dottor Vito Sava, che è il direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana dell'ULSEI Euganea. Buonasera e benvenuto, dottor Vito Sava. Buonasera, grazie, benvenuti al nostro ospite, benvenuti a tutti voi e a quanti ci seguono da casa. Il giusto mezzo, mi pare che parleremo questa sera, siamo anche a metà settimana, mi pare, quindi siamo anche al giusto mezzo. Dicevano una volta, mi è venuto in mente in medio start virtus, vecchi ricordi della scuola, e in questi giorni si parla molto dell'Europa. E l'Europa si fonda sull'equilibrio, le vecchie regole monastiche dei benedettini, l'equilibrio, l'ora et labora, il silenzio e il lavoro, l'equilibrio, mi viene da dire, tra gli adulti e i giovani, quello che cerchiamo un po' di realizzare e di rendere visibile in queste esperienze e in queste serate. Si parlava prima con la dottoressa De Lazzari in che modo noi troviamo spazi di dialogo che non siano i nostri vecchi ambulatori e in che modo troviamo spazi di dialogo dove possiamo incontrare i nostri adolescenti, i nostri giovani per ascoltarli in territori che siano un po' neutri e diversi. Anche qui un autore che sicuramente citerà il nostro relatore esperto di queste cose, Winnicott, parlava degli spazi transizionali. Speriamo che questa sera sia un'occasione in cui madri e bambini, adulti e adolescenti possono avviare un dialogo che sia proficuo. Grazie e buona serata. Grazie mille, dottor Sava, e invitiamo a raggiungerci anche la dottoressa Franca De Lazzari, che è vicepresidente del Consiglio Comunale del Comune di Padova. Grazie e benvenuta, dottoressa. Buonasera a tutti, io sono qui solo a portare i saluti istituzionali. In realtà saluti istituzionali non di rito, ma molto molto sentiti. Soprattutto una serata come questa, nelle città come Padova, non è l'unica in Italia ma è molto diffuso, il problema di adolescenti da soli che non trovano appoggi, che non trovano soluzioni, lo viviamo come amministrazione. E quindi il sollecito di questi incontri che dovrebbero in qualche modo fare sviluppare strategie di incontro e di sinergia tra enti diversi. Il Comune ha delle esigenze e molto spesso fa fatica a rivolgersi a chi le risposte magari potrebbe darle, ma non viene contattato, e d'altra parte chi ha la competenza e la capacità di dare delle risposte, delle soluzioni, molto spesso si trova a non avere la rete di diffusione. Quindi quando i comuni, e Padova è uno di questi, ha il problema delle baby gang, ragazzi che non sanno comunicare, problemi che incidono in maniera sostanziale sulla vita e il futuro di adolescenti, credo che essere qui non serve a dire bravi, ma grazie. E quindi io spero che impareremo a fare qualcosa di meglio tutti insieme, ognuno per la sua parte. Grazie. Grazie a lei, dottoressa, anche per questo richiamo ancora una volta alla rete. Infatti l'edizione di quest'anno si chiama proprio Connettiamoci. E invece l'incontro di questa sera si intitola La giusta misura, un incontro per il quale abbiamo con noi il dottor Giuseppe Lavenia, che ringraziamo sentitamente di averci raggiunto. Grazie a voi. Grazie. A Cambio Gioco. Giuseppe Lavenia è psicoterapeuta, docente universitario, esperto di benessere digitale, è presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo, è editorialista per La Repubblica, opinionista per il TG1 Mattina e dedica il suo lavoro a sensibilizzare famiglie, scuole e comunità sulle sfide educative del digitale. È autore di libri e articoli scientifici, promuove un approccio consapevole per aiutare bambini e adolescenti a crescere con equilibrio emotivo e sociale nell'era delle tecnologie. Fa un sacco di cose e le fa molto bene, quindi siamo veramente onorati di averlo qui con noi. Grazie. Prima di lasciargli la parola ricordo a tutte le persone che ci seguono da casa che possono interagire con noi commentando attraverso i canali social e il numero che vedete in sovraimpressione. Quindi non mi resta che augurarvi buona serata e lasciare la parola a Giuseppe Lavenia.
Ok, grazie intanto per l'invito, sono molto contento di essere qui. A volte mi sveglio, non so bene dove sono perché cambio città tutte le volte, infatti sì, Padova, oggi Padova, sì, domani Trieste, poi Genova, però è carino perché molti amici dicono ma tu vai sempre in giro, chissà che bella vita fai. È vero, io posso recensire i teatri, il ristorante di solito se ce la faccio e l'hotel, quindi posso inventare un nuovo format adesso se qualcuno mi prende. Sì, lì manca anche Forum su Rete 4 che non è aggiornato. No, sapete cos'è? Che per fare arrivare il messaggio che cerco di lanciare da soli 22 anni, che appunto state attenti al digitale, ho cercato tutti i modi per arrivare a più persone possibili. E quindi per arrivare a più persone possibili all'inizio ho pensato che fossero sufficienti i libri, ho sbagliato. Poi ho pensato scrivo per un giornale, La Repubblica, ma insomma non lo leggono in tantissimi, anche se no qualcuno lo legge ancora. E quindi poi ho detto bisogna che organizziamo attività, facciamo più cose e quindi da qui è nata l'Associazione Nazionale che si occupa di dipendenze tecnologiche, che è una realtà strutturata che offre assistenza psicologica, legale e gratuita, tramite un numero verde, che se vogliamo possiamo anche lasciare, così facciamo un'opera utile, che è 800 770, lo vedete anche nella slide, 960, 800 770 960. E attraverso questo numero appunto offriamo supporto psicologico gratuito anche nelle situazioni di isolamento sociale volontario, quello che in tanti chiamano hikikomori, che è un termine che in realtà noi abbiamo erroneamente preso dalla cultura asiatica per raccontare i ragazzi che si chiudono in una stanza. In questo momento in Italia noi siamo, penso, l'unica associazione a prendersene carico anche con una domiciliare e con una comunità specifica che abbiamo a Lucca per minori, aperta ottobre scorso, piena dopo 15 giorni e una lista d'attesa in questo momento di oltre un anno. Abbiamo 150.000 ragazzi isolati sociali volontari, quindi reclusi in una stanza, e penso sia già questo un tema che andrebbe affrontato. Poi con l'associazione facciamo un sacco di cose anche divertenti, che sono i Disconnect Day, quindi delle città che si disconnettono. È un centro storico, lo facciamo a Lecce per esempio quest'anno il 16 maggio, insomma un po' lontano, però se volete venire è gratuito, è offerto appunto dal Comune e dall'ASUR ed è un evento in cui cerchiamo anche qui di far riattivare nella mente soprattutto degli adulti, più che dei giovani, perché mi fa sorridere, tutti parlano del tema della tecnologia, dell'impatto della tecnologia, come se arrivassero questi bambini. Io ho fatto un libro che si chiama Genitori digitali, ma avrei dovuto chiamarli bambini digitali, anzi bambini digitalmente modificati possiamo chiamarli, cioè perché appena nascono hanno già il digitale. Quindi il Disconnect Day funziona che arrivate nel centro storico della città di Padova, vi sigillano il cellulare perché noi siamo cattivi, nel senso che non ce lo teniamo noi, ma siamo ancora più cattivi, quindi ve lo lasciamo a voi in una bustina, lo chiudete, ve lo sigillano con la cera racca e la provocazione è che almeno per 3 ore, se riuscite l'intera giornata, dovete rimanere con questo cellulare chiuso in questa bustina. L'anno scorso l'abbiamo fatto in Puglia perché in Puglia i comuni hanno investito in questo progetto, è piaciuto molto, sono arrivate quasi 15.000 persone, su queste 15.000 persone quasi 10.000 erano ragazzi, 5.000 erano adulti. Secondo voi chi ha aperto lo smartphone prima? Ok, quindi il buon esempio, come voi vedete, non c'è più e questa è una delle tante attività che cerchiamo di sviluppare. Per esempio un'attività che col Disconnect Day attiviamo: quando si arriva al Disconnect Point vi sigillano il cellulare, ma poi dovete orientarvi nella città, non usando il GPS, ma i neuroni GPS che grazie a Dio qualcuno ci ha dotato, cioè ce l'abbiamo già incluso, no? E quindi questo è un po' un modo per sperimentare. Naturalmente a noi piace fare questa attività perché è 0,99 anni per tutte le età, ci sono tantissime cose contemporanee. In tutto questo cosa abbiamo fatto? Per fare divulgazione io un po' mi sono impegnato anche a cercare di arrivare appunto a più persone possibili. Per arrivare a più persone possibili abbiamo anche come associazione prodotto un film che si chiama Ragazzaccio,
Io ho avuto la possibilità, grazie a un amico che è un regista, che si chiama Paolo Ruffini, che è anche un attore, sicuramente lo conoscete, e Paolo è un carissimo amico personale, ma anche un amico dell'associazione, e da sempre ci dà una mano appunto a divulgare questi contenuti. E durante il periodo del Covid io facevo parte al tempo, e faccio tuttora, di una di quelle commissioni dove di solito io vado solo in quelle cose divertenti, Marco. Quindi una commissione tremenda che è sul rischio psicosociale. Cioè come stavano i ragazzi durante il periodo del Covid e post-Covid in questo momento. E poi ve li racconto qualche dato così vi fate un'idea sulla salute mentale in questo momento. E ricordatevi una cosa importante, che la tecnologia si inserisce perfettamente dove c'è l'assenza. Quindi proviamo a dare qualche piccola pillola di consapevolezza. Quindi per la prima volta abbiamo creato uno strumento, intanto non era mai successo nella storia dell'uomo che uno strumento come lo smartphone piace a tutti. Se ci pensate non c'è nessuno strumento che ha avuto impatto su tutte le età. Lo smartphone ce l'ha su tutte le età e questo è un tema che dovremmo tenere in considerazione. E di pari passo la salute mentale va con l'aumento della tecnologia. Quindi torno sul film, mi chiama Paolo per chiedermi come stavano i miei figli, che come tutti voi stavano sperimentando la reclusione sociale non volontaria, e gli raccontavo un po' di come andava, gli raccontavo che i dati non andavano bene. Allora Paolo mi racconta di un soggetto che voleva realizzare con questo film, e quindi abbiamo iniziato a lavorare un po' con la sceneggiatura ed è nato questo film che si chiama Ragazzaccio, che parla del Covid, parla di un ragazzo che è un bullo durante il periodo della didattica a distanza. Poi ci sono diversi attori, uno è Beppe Fiorello che è il professore, Sabrina Impacciatore, Massimo Ghini, il cast è molto molto importante, e questo è un film che noi portiamo in giro per l'Italia, nelle scuole, anche questo in modalità di sconnessione, quindi i ragazzi arrivano, bustina, docenti anche mettono il cellulare nella bustina perché di solito fanno finta di niente, e quindi cerchiamo anche qui attraverso il film di portare anche a più persone possibili, come sempre, i concetti di quanto la relazione e conoscere il mondo digitale dei nostri figli è fondamentale. Un'altra cosa che vi racconto e vi lascio lì come pillola: ricordatevi che la distanza digitale diventa velocemente distanza relazionale. Cioè io devo essere consapevole di quello che fa mia figlia o mio figlio online. Non mi raccontate la cavolata della privacy, perché non esiste privacy fino alla maggiore età, perché è proprio una cazzata, si può dire, posso dire qualche parolaccia, avevo promesso di non dirle, però la privacy di cosa? Un bambino di 12 anni, 15 anni o 13 anni non ha la privacy. Questo non vuol dire che tutto il giorno dovete stare lì a monitorarlo e controllarlo, ma mio figlio o mia figlia deve essere ben consapevole che io in qualunque momento potrei accedere. Gli salvate la vita, eh? Io al TG1 vado a raccontare le cose tremende, cioè non vado a commentare quanto è bello il mondo, eh? Cioè mi chiamano quando muore qualcuno, io di solito quando mi chiamano dico bene, che è successo? E quindi il digitale è qualcosa di forte, di impattante, l'intelligenza artificiale è già una realtà, l'intelligenza aumentata, il chat GPT, che non dobbiamo demonizzare. Io non ho mai tolto uno smartphone a nessuno. Chi ha letto i miei libri, anche se io sono il terrore dei compagni, degli amici dei miei figli, perché pensano che io appena arrivavo si nascondevano tutti il cellulare, mai detto che andava tolto, nel caso non andava dato troppo presto, però mai tolto, perché nel nostro protocollo clinico per esempio non esiste che togli lo smartphone, anzi io devo capire a che serve lo smartphone e soprattutto quello che tu utilizzi della tecnologia, perché devo dare un senso a quello che stai facendo. E vi faccio vedere, se riesco, proviamo a farli vedere, vi voglio far vedere il trailer di Ragazzaccio, ma proprio dura 1 minuto. Ho lavorato anche per un altro progetto che si chiama Sconnessi, che probabilmente avete visto il film Sconnessi, qualcuno di voi ha girato tanto, che è un film invece una commedia comica dove ci sono del 2018 con un amico che si chiama Cristian Marazziti, che è
è questa, anzi ve lo faccio anche vedere, tanto dura anche questo un minuto, dove c'è questo nonno che organizza una rimpatriata con la famiglia, mai farle, mai. E vanno in montagna, in una baita, si perde la connessione e succede un sacco di cose, ok? Allora vi faccio vedere questo e poi vi faccio vedere le cose ragazzaccio, perché poi in realtà faccio vedere sempre sconnessi perché è l'unica parte divertente del mio racconto, quindi ve lo dico prima così vi preparate mentalmente. Ma lo sapete quante volte viene toccato lo schermo di un cellulare ogni giorno? 2600. E sapete quante di queste sono davvero necessarie alla nostra vita? 14. Comunque su di voi si potrebbe anche scrivere un libro, sapete? La materia c'è tutta, guardatevi. T'ho detto che sto scrivendo! Io entro 2 settimane voglio una bozza sulla mia scrivania. Non c'è linea, non c'è connessione, non c'è linea, non c'è il wifi. Da qualcuno funziona? A cosa vi serve la linea in questo preciso momento? Siamo sconnessi. Scusate, ma non possiamo chiamare qualcuno con il sistema? Ho detto una cazzata. Approfittiamone per fare qualcosa di sociale, ecco, e non di social. Bel weekend di merda. Ho pensato la stessa cosa. No, scusa. Immaginati vivere in un'altra epoca, quella dei nostri nonni. Mio nonno faceva il pesciarolo, se gli parlavi di montagna te menava. Sei manierato! Vabbè, sì. E financo grottesco! Te saviamo che fa da pizza! L'alfiere per sbiego e il cavallo sei. E la regina? La regina è donna. Quindi? Ma come cazzo gli pare? Che succede? Sto sgravando! Un parto! Faccio io! No! In Siberia ha fatto partorire molte vacche. Ma che patata la vacca! Fate la benedista a casa, eh? Cerca carro attrezzi in Trentino. Vuoi che cerchi la carra in trenino? Abbaffa. Non è molto gentile da parte tua. Zitta che c'è gente. Vabbè, questo naturalmente è una commedia, però se ci pensate nel 2018 siamo stati i primi a parlare di questo, come il paradosso che vi racconto è che nel 2024, in realtà è uscito nel 2025, io vengo chiamato dalla Enciclopedia Universale Treccani per scrivere il termine disconnessione. 2025. Questo per dirvi un po' quanto siamo anche lontani molto spesso da quello che è il contesto in cui ci stiamo muovendo. Divertente è stato il film perché, se vedete, è impostato sui cicli di vita, cioè ci sono bambini, adolescenti, adulti, anziani, e spiegare agli attori, per esempio, io raccontavo al regista di come potevano essere costruiti alcuni personaggi, e la cosa divertente era appunto vedere quanto anche chi stava producendo il film gli mancavano degli elementi. E io ho detto, guarda, questa cosa io l'ho acquisita negli anni, in questi ultimi 20 anni, che cerco di fare divulgazione, probabilmente male visto i risultati, però quando vado negli eventi chiedo sempre, dopo che faccio vedere anche questo trailer, chiedo sempre come si innamorano i ragazzi oggi. Qui c'è una scena dei ragazzi che avete intravisto. Come si innamorano i ragazzi oggi? Vediamo se il pubblico è vivo, almeno quello in sala, perché quello online, insomma, poi vediamo. Però, come si innamorano? Qualcuno ha un'idea di come si... Cioè, come fate a sapere... Cioè, come rimorchia oggi uno? Una. WhatsApp. Instagram, con i social, benissimo. Vedi, tutti adesso fanno i fighi. Ma la domanda non è questa. Come si fa? Cioè, cos'è il like tattico? Che cosa fai? Madonna, sei vecchio. Sei boomer. A parte le storie non dura troppo, no? Sì, adesso c'è un modello nuovo che stanno facendo anche sulle stories, però no, insomma, una cosa un po' più... Cioè, come fanno? Cioè, capite che questo sembra una cavolata, ma è una cosa importantissima sapere come mio figlio o mia figlia si innamora oggi. Guardate che il 40% dei ragazzi durante il Covid in adolescenza il primo bacio l'ha dato online. Oggi ci si può fidanzare con una intelligenza artificiale, bellissima tra l'altro. E se pagate potete scegliere anche
quello che volete che lei faccia quando vi deve chiamare, le videochiamate erotiche. C'è sempre questo gelo o sono io che faccio? Cioè, sono io, di solito faccio questo effetto. No, come si innamorano i ragazzi oggi? Niente. Avete fatto una sala di boomer. Allora, cos'è il like tattico? Like tattico, sì, fa ridere, ma è tremendo. No, Cuoricini è la canzone di Sanremo. Però in qualche modo Cuoricini aiuta. Allora, come funziona? A me piace Marco. Buon gustaio, sì. Vado sulla pagina di Marco, che non ti vedono che ci sei Marco, però c'è anche Marco, eccolo. Io vedo Marco, dico, caspita, vorrei provarci con Marco. E cosa faccio? Metto, e tutti adesso fate i fighi, ma non va bene che metto un like. Per far capire a Marco che a me piace, io vado no, non lo seguo. Oh, vedi che il tuo boomer piano piano si è svecchiato. Sì, ma non darlo per scontato, devono capirlo. Vado nella foto di Marco e non vado in una delle ultime foto che ha postato, vado in una delle prime, così mostro interesse, quindi che ho guardato, ho scrollato tutte le sue fotografie, i suoi post e ho mostrato interesse. Se Marco ricambia, cosa farà? Verrà nella mia pagina e farà la stessa cosa. Ok, sembra una cosa molto molto semplice, molto banale, ma dopo 20 anni io non ci posso credere che i genitori non lo sappiano. Perché sapete cosa vuol dire? Vuol dire che noi ai nostri figli, ai vostri figli, anche chi fa l'educatore, vi do un consiglio, altra pillola, 3. Non ve ne darò tantissime, però qualche riflessione è giusto che ve la lascio. Chiedete sempre ai vostri figli come va la loro giornata, virgola, e come va la loro giornata online. Un pezzo dell'identità dei nostri figli passa da lì, quindi dovete conoscerla, vi dovete informare. Non sapere niente vi espone a un rischio enorme, ok? Quindi chiedete sempre come va la loro giornata anche online. Vi faccio un calcolo stupido, so che quello che vi racconterò vi sembrerà strano. Quante ore dormite al giorno? 8 ore, no? Facciamo 8, dai, la media nazionale è 8. Allora, vi do un'altra media. 8 ore al giorno l'italiano le passa online, dati Istat 2024. 8 ore al giorno, vale anche WhatsApp, vale anche andare su Google, vale tutto. 8 ore al giorno lo passiamo online, ok? Non parlo del lavoro, Mediamente 4 nei social, ok? Marco, sei bravo in matematica? Proviamo. Ok, tieni il conto, 8 ore le passiamo online, giusto? 8 ore dormiamo, più o meno. Quanto stiamo? Sì. 16, Facile, ancora è facile. Colazione, pranzo e cena facciamo che 3 ore, esagero, di meno, 2 ore, dai, voglio essere buono, che mangiate ingoiando, va bene? Quanto stiamo? 18. Poi andate a scuola? Lavorate? Ok, quanto lavorate? Siamo già Siamo a 26. Siamo già ai negativi? Ecco, questo è un calcolo stupido, semplice, banale, ma noi togliamo tempo a qualcuno o a qualcosa di importante. Siccome noi siamo a tempo determinato, è l'unica certezza che abbiamo, cioè non è che abbiamo altre, stiamo regalando la cosa che ha maggior valore nella vita, il tempo, soprattutto il tempo da dare agli altri, ok? Quindi provate a riflettere, e questo è un dato che non è, ripeto, è standard, in tutto il mondo è così, però da qualche parte stiamo togliendo qualcosa. Volete che vi dica cosa penso io? Che lo stiamo togliendo nel nostro modello educativo. Io porto a teatro un format che si chiama Genitori sull'orlo di una crisi di nervi. Faccio un momento promo. Fra 2 domeniche siamo a Mestre, a teatro con Roberta Bruzzone. Ok?
stiamo cercando di portare con questo format di risvegliare i genitori. Io sono genitore, 2 figli, adolescenti. Risvegliare perché? Perché se noi pensiamo che il problema è solo il loro, non ne usciremo mai, mai. Ok? Quando io vi dico, guardate, il like tattico può far ridere, ma è una cosa importante da sapere, è importante, perché abbiamo detto distanza digitale diventa distanza relazionale. Benissimo, quando io non chiedo mai a mia figlia o a mio figlio, sapendo che mediamente passa, se va bene, 8 ore online, o 7 ore, ma anche 4, ma anche 2 vi posso dire, perché anche in un'ora ci si può fare molto molto male. Non chiedo nulla. Stiamo commettendo un errore importantissimo. Intanto lo dice la legge. I genitori hanno il dovere e il potere di dire no e di educare. Dovere e potere. E si esercita non con le punizioni, che anche quelle, per colpa di molti psicologi, le abbiamo bandite anche come nel vocabolario. Non è la punizione, ma il saper limitare. Saper dire no vuol dire porre un limite, altrimenti altri che baby gang. Abbiamo antisociali, abbiamo i femminicidi, abbiamo tutto quello che state vedendo e può solo peggiorare. Ma sapete cosa vuol dire non chiedere nulla? Vuol dire non prendersi cura. Io quando ero adolescente ero abbastanza vispo e mia mamma e mio papà, quando uscivo da casa, soprattutto mia mamma, per placare probabilmente l'ansia della mamma, cosa faceva? Mi chiedeva: dove vai, cosa fai, non correre, metti il casco. Io sono nato a Lecce, se mettevo il casco mi fermavano, cioè io dicevo guarda, ma se mi metto il casco e mi hanno fermato effettivamente, mi hanno chiesto perché avevo il casco, cosa avevo da nascondere, quindi vabbè, e altri tempi, però mia mamma cos'è che faceva? Mia mamma faceva una cosa importante, anche se a me da qui entrava e da qui usciva, ero un adolescente come tutti gli altri. Mia madre però faceva una cosa importante, io sapevo che era il suo modo per gestire la sua ansia, ma per prendersi cura di me. Noi non chiediamo più. Di solito quando finisco le conferenze come queste, si alza qualcuno, mi fa delle domande, infatti non le faccio fare più, e mi dice: ma sa dottore, anch'io abbiamo, magari l'ultima volta ero a Torino, una coppia si è svegliata dal torpore dove era probabilmente e ha detto: ma anche noi abbiamo un figlio che sta sempre dentro casa. Sì, non esce, all'inizio usciva, poi è uscito sempre meno. Gli ho chiesto: scusi, quanti anni ha il figliolo? 30. L'isolamento sociale volontario non avviene mai tutto insieme, tutto velocemente. E sapete perché io lì non sono stato cattivo con i genitori, sono stato buono. Perché comunque per loro è un dramma. Una delle cose peggiori che vi può succedere è se il vostro figlio non esce dalla stanza. Io ho situazioni dove i genitori non vedono i figli da mesi, li vedono solo e sanno che sono vivi perché escono la notte, mangiano e ritornano. E non ci sono servizi che possono fare molto, perché da un punto di vista clinico non c'è ancora nemmeno la possibilità di fare una diagnosi non è né LEA, insomma, poi chi è tecnico lo sa. Ma c'è poco che si può fare, soprattutto quando se sono minori forse si attiva la scuola, ma di solito però questo passaggio avviene, sapete come? I genitori per un certo periodo gli va bene che rimangano a casa, gli va bene, perché fuori il mondo è brutto, fa schifo, è pericoloso, quindi noi abbiamo dato un'antiansia, un antipanico per il genitore. Sapete perché regaliamo lo smartphone sempre prima? Perché gli mettiamo il GPS. Io ho genitori che mi dicono: gli ho preso l'iPhone per così ho sempre il dove e so sempre dov'è. Poi viene la figlia, la paziente in studio: dottore, mia mamma mi ha regalato l'iPhone, mi ha messo il dove, io ho scaricato un'applicazione, dopo 30 secondi dico che sono a Senigallia, ma in realtà vado a ballare a Riccione.
E te lo meriti, te lo meriti. Come genitore te lo meriti. Guardate, anche voler fare un'altra legge, adesso no, si sta battendo, no? Amici come Alberto, Pellai, stanno lottando per introdurre il divieto dello smartphone a 14 anni e a 16 anni dei social. Vi do il mio punto di vista? Vi do 2 motivi per cui io posso essere anche d'accordo, ok? Ma non penso che possa essere applicabile. Anzi, ve ne do 3 di motivi. 1, esiste già una norma. Il DPR sulla privacy europeo dice che prima dei 13 anni online non possono accedere i minori. Esiste già una legge. In realtà in Italia siamo stati più fighi, come sempre abbiamo detto 14 perché a noi ci piace. Quindi, teoricamente, non possono stare già online. Ci siete? 2, mettere una nuova legge, a parte che problemi avete con lo smartphone, perché lo smartphone senza le applicazioni non fa male a niente. Apro e chiudo. 2, se facciamo questa legge vuol dire annientare completamente il potere genitoriale, perché vuol dire che siamo stati incapaci di educare, ma aggiungo di più, se voi fate questa legge non sarà applicabile e comunque toccherà a voi dire no a vostro figlio, non è che viene il poliziotto a casa vostra e dice tu, ok? Questi già sono 2 motivi per cui io la vedo molto difficile. Io da 20 anni mi batto e spero di riuscirci, ci ho scritto anche tanti libri, il patentino digitale. Vuoi avere lo smartphone? Scuola prima media, ti fai il tuo bel percorso, finisci il percorso, tua mamma e tuo padre devono fare il percorso. Sapete perché abbiamo deciso che la patente si dà a 18 anni? Ditemi. Marco, perché la patente si dà a 18 anni? Ecco, tu sei voluto rimanere qui, hai capito perché ti ho voluto lasciare qui, adesso inizi a capirlo. Vediamo se da soli. Vai. Perché così la fanno da soli, non dobbiamo farlo anche noi genitori. L'avete capito? Ah no, ripeti, no, non ho capito. Perché così sono maggiorenni, se la fanno e questa è abbastanza cattiva, ma non è questa, no, fortunatamente esiste la scienza, è un problema di neuroscienze, di Cortese, perfetto, c'è qualcuno del mestiere, come diceva il buon Zalone. Allora, in realtà abbiamo deciso che a 18 anni siamo maturi, perché da un punto di vista del nostro cervello, per renderla più semplice, noi abbiamo una zona che si chiama sistema limbico, in realtà abbiamo proprio una piccola zona che si chiama amigdala, che è la sede del controllo delle emozioni, degli impulsi e del rischio, è quello che ci permette di valutare il rischio. Per questo i ragazzi tendono a farsi più male quando sono molto giovani, sono più a rischio. Da un punto di vista neurofisiologico, questa formazione di questo sistema fino a 21 anni ancora non è completamente formata, quindi sono più a rischio, ok? Però cosa abbiamo deciso? Ti fai un percorso, lo fai con un adulto consapevole, ci siete? Fai un esame, ne fai 2, uno scritto e uno pratico, poi ti do la patente e dopo devi rispettare le regole. Noi diamo già il divieto. Perdete sempre con il divieto. Abbiamo già perso. Allora, se io, naturalmente avevo preso le slide ma non le sto facendo vedere come un grande classico, però se io prendo, adesso vi racconto questo esempio, un esempio personale. Mio figlio fa la prima media, mia moglie che mi vuole molto bene ha detto quest'anno vai a conoscere a settembre i professori perché c'è l'incontro prima dell'inizio della scuola. Non ci sei mai, è giusto che tu vada, giustamente. E mio figlio che veniva con me mi guardava e diceva papà mi raccomando non dire niente. Ho detto no, cosa vuoi che dica? No, non dico nulla. Ok.
Arrivo a scuola e mi leggono i professori, tutti con lo cellulare, noi tutti i genitori seduti lì ai banchi, e mi iniziano a leggere la circolare del ministro Valditara. Ok? Ogni anno c'è una circolare in base al ministro, cambia poco, dove dice, questa volta, giustamente, scuola elementare non lo smartphone, anche a fini didattici, che non si è capito bene cosa voglia dire, e scuola media. Poi farei un appunto, si sono dimenticati l'iPad e tutte le altre tecnologie, solo lo smartphone, perché il problema è sempre solo con lo smartphone. Però scrive questa circolare, perfetto, me la leggono, 25 minuti di circolare, bellissima, bellissima, e io sono stato zitto, non ho detto niente. Finiscono e dicono, benissimo, allora voi, cari genitori, dovete scaricare Classroom, fare un account Gmail, fare il gruppo classe, quello dovete vietare per legge, perché da lì parte la maggior parte di situazioni di cyberbullismo. I numeri di telefono dei vostri figli li prendono lì. Se volete fare qualcosa di buono, non fate fare i gruppi classe. Poi mi dicono, devi scaricare Axios o Nuvola, il registro elettronico, perché giustamente devo sapere tutto. E il top è stato da noi a Senigallia, perché hanno detto, e se volete ordinare la merenda, Mister Panino. Ma cosa vuoi dire? Cioè io fossi un ragazzo direi, ma questi qui sono veramente rincoglioniti. Oh, guardate che i messaggi paradossali fanno un male enorme. Cioè questa cosa fa ridere. Io cerco di raccontarvi cose tremende facendovi sorridere, ma guardate, provate a mettervi nella mente di un bambino, qual è il messaggio? Io non ho detto nulla, c'era poco da dire. Però è follia. Cioè io non posso dire da uno, guarda, non ti drogare, però, ecco, questa è la dose. Però non ti drogare, eh? Qualcuno direbbe, ma quelle applicazioni le deve usare la mamma e il papà. Certo, se mi date un assegno di disoccupazione per stare tutto il tempo in casa, assolutamente sì. Voi non lavorate? Avete tanto tempo? Dai. Io penso che siamo diventati imbarazzanti. Noi siamo quelli del buon esempio. Noi eravamo quelli del buon esempio. Cioè l'adulto è così oggi, pieno di contraddizioni, pieno di paranoia, pieno di paura. Non vi faccio vedere il trailer, vi faccio vedere una slide di ragazzaccio. Secondo me comunque l'hanno inventato. Il 60% dei ragazzi non immagina il futuro, il 70% quando prova a immaginarlo, lo immagina con ansia. Già questo dovrebbe essere sufficiente per capire che qualcosa sta andando dove non deve andare. Guardate che se togliete il desiderio, state togliendo il motore che attiva la vita. Cioè è finita. A un certo punto è finita. La seconda causa di morte nella fascia 9-21 è il suicidio, in Italia e in Europa. Più 40% di disturbi del comportamento alimentare, siamo nella settimana dei DCA. Età di insorgenza in questo momento è 8 anni. 8 anni. 70% donne. E cosa impatterà su queste donne, secondo voi? L'immagine dei social? Che dite? L'immagine perfetta dei social? Cioè vogliamo capire, è chiaro che poi Alberto, colleghi come Pellai, come me, è chiaro che poi in una situazione di salute mentale e di igiene mentale la cosa più semplice che viene da fare è vietiamo. Certo, perché alla fine si deve ridurre il danno, io lo vieto. Però questi dati qui sono sufficienti per dirci ogni giorno c'è un tentativo di suicidio, un tentativo di autolesionismo, un atto di autolesionismo. Questi sono dati italiani. Cioè io penso che già questo dovrebbe dire, oh, aspetta,
qualcosina forse dobbiamo fare, no? Cioè, noi dobbiamo per forza di cose svegliarci, e io sono convinto, quello che sto cercando di fare è provare a svegliare. Poi non ci riuscirò sicuramente, però fra qualche anno non avrete più i ragazzi. Ecco perché non si fanno più nemmeno figli. Io porto in giro per l'Italia con Confartigianato un progetto con Vincenzo Schettini, probabilmente qualcuno lo conosce, il prof della fisica che piace, portiamo in giro un format a teatro per i ragazzi e per le famiglie, perché non ci saranno più gli artigiani, non troverete più nessuno che vi fa niente. Perché adesso l'obiettivo di molti ragazzi, purtroppo, l'esempio che hanno è la ragazza che vende le sue scorreggine online, le scatola pure, cioè questa fa questo nella vita. Ci sono 2 sorelle gemelle, ventenni, laureate in economia, che se le pagate su OnlyFans hanno rapporti. Sorelle, gemelle. Vi posso raccontare tante di queste cose, ma serve? Uscite da qui, direte, ho sentito uno che diceva delle cose. Cioè, bisogna conoscerle. I gruppi WhatsApp sono pericolosi. Sapete perché sono pericolosi? In questo momento gira in Italia una delle tante challenge che gira, si chiama Sex Roulette. Ok? Noi l'abbiamo raccontata perché siamo stati un po' i primi ad avere i primi casi e le prime segnalazioni. Funziona in questo modo: vanno sui gruppi WhatsApp, ragazzi di 12-13 anni vi sto parlando, bambini, vanno sul gruppo WhatsApp, prendono il numero di telefono e dicono: ci vediamo oggi a Padova in piazza X, in un locale Y, non si conoscono fra di loro e l'obiettivo è avere rapporti sessuali non protetti e perde chi resta incinta. La versione al maschile è: perde chi si prende l'HIV, la malattia sessualmente trasmissibile, l'epatite C. Sono matti? Sono come quelli che spaccano tutto che diceva prima. Cioè, cosa devono fare per farsi vedere che qualcosa non sta andando, che la vita non ha valore, che il corpo non conta niente? Cioè, io non so più cosa devono fare. Guardate, va anche di moda una challenge dove ti attacchi al treno, dietro al treno, e provi ad arrivare, vince chi arriva vivo alla stazione successiva, sui regionali. Sono matti questi ragazzi di oggi. Noi abbiamo una norma che dice che dobbiamo accompagnare i nostri figli a scuola, anzi all'uscita, dobbiamo autorizzarli per uscire da scuola a 13 anni, a 13 anni, a 10 vanno a ballare nudi e nude. Non ho nulla, puoi andare anche completamente nudo se vuoi andare. Ma qualcuno dovrà dire qualcosa, o è sbagliato pensare che bisogna porre dei limiti a un figlio? Sono solo io che penso che così non si può andare avanti? E quindi dobbiamo per forza di cosa iniziare a essere un po' più consapevoli. Io lo faccio da ricercatore, da universitario, cerco di raccontare anche i dati, perché senza i dati non si fa niente. Vi faccio vedere qualche altro dato. Le ragazze sono sempre più in difficoltà perché, sai, sono un po' più sensibili. 50%, questo stiamo parlando di una fascia 13-21. Pensa che costantemente che niente abbia senso. Quindi questi stanno sopravvivendo, non stanno vivendo. E infatti a un certo punto non escono più nemmeno da casa perché sono così spaventati dal mondo fuori e incapaci di stare con le persone che non riusciranno più a starci. No al lavoro, no a scuola, non faranno niente. Infatti ci siamo inventati un termine, si chiamano NEET, l'Europa, per incanalare una patologia mentale, cioè un disturbo psichiatrico, però gli abbiamo dato un nome carino,
Che gente che non lavora, non studia, non vive, non campa, cioè, sopravvive, mantenuti dal genitore. E sperando che qualche genitore ha ancora le case a disposizione in modo tale che possa garantirgli un futuro quando non ci sarà più sti figli vendendo le case. Perché i figli di oggi o sono ereditieri o non sopravvivono. Questi sono i dati che vi raccontavo. 8-13 ve l'ho messa perché questi teoricamente non dovrebbero stare nemmeno online. Sulla carta non dovrebbero stare nemmeno online. Bene, io vi faccio vedere un po' i dati invece. Io ho scritto questo libro, Genitori digitali, con De Agostini, l'ultimo, ho avuto un sacco di critiche, perché questo libro parla dalla prima ecografia a 10 anni. Tutti mi hanno detto, ma tu fai un libro, ma quell'età lì, figurati se li mettono davanti allo schermo. Tu non conosci il limite. Ci sono video dove postano addirittura la gravidanza per avere i video, col marito che sviene pure. Benissimo, vi faccio vedere questi dati. Fascia 3-4 anni, l'1% ha uno smartphone, l'1% ha un profilo social, naturalmente fatto dai genitori, perché molti genitori fanno i profili social ai figli, così quando saranno grandi saranno come tutti gli altri. A 16 anni uno dei regali più richiesti dai ragazzi che i genitori fanno sono i pacchetti di follower, gente che segue mio figlio. Io lo so che voi a Padova, qui in questa sala, non fate niente di tutto questo e siete bravissimi, però è così. Cioè, mi hai ridotto sempre più piccolo e c'è un quiz per la mia visione, giusto? Stai facendo proprio la prova, sempre più piccolo. Vi do un dato allora sulla visione, sull'oculistica. C'è una bella ricerca internazionale che dice che nel 2050 noi avremo bambini completamente ciechi. La miopia che riscontriamo già oggi in bambini di 5-6 anni dovremmo riscontrarla in anziani. Può essere sufficiente per dire che non dovete usarlo quando sono piccoli? Sapete perché? Perché più stai così, più il nostro sguardo è abituato a stare in questo modo e quindi a non guardare verso l'orizzonte. E così si sviluppa velocemente la miopia. Ok? Potrebbe bastare, vero? C'è una bella ricerca inglese che dice che un bambino esposto ad uno schermo passivo nei primi 24 mesi di vita, per 1 ora e mezza al giorno, schermo passivo vuol dire anche la TV, 1 ora e mezza tutti i giorni, a 5 anni avrà il 40% di rischio in più di avere un disturbo della socialità e delle relazioni. A 7 anni il 20% di rischio in più di avere un disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. Lo dico ai miei colleghi, è inutile che fate ancora diagnosi di disturbi dell'attenzione, ce l'avremo tutti. Questo è un'arma di distrazione di massa. È normale. È stato fatto apposta. Cioè non è che l'hanno fatto perché gli stavamo simpatici, Posto? Va bene? Tutto a posto? No domande. Andando avanti peggioriamo. Naturalmente 5-6 anni, 5% hanno smartphone, 70% usa YouTube. E tu Lavenia, ma perché fai il libro 0-10 anni? Ma sarai matto? Perché i dati ci dicono che noi li mettiamo davanti a uno schermo che sono piccolissimi. Cosa ne pensate? È una constatazione? Bene. No, perché per chi ci segue da casa è difficile, se no. Dai, dacci la constatazione. Io lavoro con i neonati. Eccolo. E per me bisogna partire dai genitori dei neonati. Quindi concordo in tutto quello che sta dicendo, se non nel fatto che io lo vieterei, perché purtroppo sono d'accordo
Pellai con Novara, perché purtroppo non c'è in questo momento un insieme di genitori, di adulti in grado di proteggere. E per questo si arriva a questo punto di vietare, perché se io so che l'alcol fa male, il fumo fa male, lo vieto, e se io so che lo smartphone fa male... L'alcol non l'abbiamo vietato, ce lo siamo dimenticati. Sì, ma vedremo, perché ultimamente ci sono anche dati su quello che... Anche sulle sigarette ci siamo dimenticati. E rispetto non è solo lo smartphone, perché ci sono dei dati dell'OMS, delle indicazioni da un sacco di anni che dicono che dai 0 ai 3 anni non devono essere esposti a nessun tipo di monitor, perché si attivano i circuiti delle dipendenze, piuttosto che da 3 a 6 anni massimo 20 minuti al giorno. Poi io ho mia figlia che va in prima elementare, capito? E ha la LIM accesa non per scrivere, ma per i cartoni animati tutto il giorno quando piove come oggi, durante l'orario di magari educazione dell'intervallo. E secondo lei io non sono d'accordo? La mia è una constatazione, ma io ho provato, c'è un'altra mamma di fianco a me a dire delle cose alle maestre durante una... Vi hanno preso per anarchiche. No, ne hanno preso per non hanno capito, perché la mia proposta era di fare educazione tra noi genitori, formazione tra noi genitori, perché noi se ci alleiamo riusciamo, ma se non facciamo una cultura comune, una conoscenza comune non faremo mai niente per i nostri figli. Ok, sono perfettamente allineato. Dubito che riusciremo a fare niente con il divieto. Glielo dico per quello che penso. Ok, se vuole le dico è più cool se dico vietiamo. Non lo riusciremo a fare. Io sono il presidente di un'associazione che si occupa da 22 anni, da prima che arrivassero anche tanti altri a parlare di questo tema. E penso che siamo gli unici ad avere anche raccolto tantissimi dati in questi anni. Però poi devo confrontarmi con la realtà nel qui ed ora. Si può realizzare oppure no? Io comprendo benissimo, sono perfettamente allineato. Quello che vedo complicato è la realizzazione. Guardi, io ho lanciato il bilancio di salute digitale in età pediatrica. Abbiamo un accordo con le associazioni di pediatria condivisa. Cioè, i dati che vi racconto perché lo studio l'abbiamo fatto noi. Ok? Quindi io non posso dirle che non sono d'accordo. Ok? Poi cambia moltissimo. Una cosa è vietare a 16 anni, una cosa è vietarlo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché i primi 10 anni ce li giochiamo sti figli, ok? Quindi anche da un punto di vista delle neuroscienze bisogna un attimino differenziare, perché poi se no facciamo un gran mischione e facciamo anche confusione. Rispetto ai dati, io vi invito, me li rimetti? Grazie. Questi dati che vi ho raccontato però sono del 2018. Quelli pre-Covid, quelli Covid è normale che siano più alti. Per questo vi ho detto ho fatto il libro, perché oltre a fare le pizze, le torte e andrà tutto bene, abbiamo digitalizzato i bambini. Digitalizzato i bambini, sì, però attenzione, ma non è che l'ho digitalizzato io, Alberto Pellai, Daniele Novara e tutte le persone che stanno lottando da anni per questo. Dalla buona scuola, dalla didattica, cioè noi stiamo digitalizzando tantissimo, ma il digitale non è il diavolo, diventa il diavolo se non è consapevole e controllato, è sempre la solita cosa, ok? Vietare vuol dire anche stare fuori dal mondo oggi, perché a 15 anni, 16 anni, cioè adesso pure per comprare una bottiglietta d'acqua hai bisogno fra un po' avrai bisogno dello smartphone, ok? O per pagare qualunque cosa. Quindi dobbiamo stare, io dico sulla terra. Io sono dell'idea che dobbiamo, oltre a vietare, prima o poi glielo dobbiamo dare, Cioè, quindi scegliamo, mettiamo 18, problema ce l'avrei uguale. Perché ce l'hai con i sessantenni, ce l'hai con i novantenni, ce l'hai con tutte le fasce d'età. Solo che i bambini si vedono, certo che bisogna proteggerli. L'OMS l'ha fatte con un ritardo mostruoso, le linee guida. Mostruoso. Cioè, ha capito che è dal 2002 che io parlo di questa cosa? Quanto posso essere incavolato? Se lei è incavolata, quanto posso essere incavolato io? Ma io posso non essere d'accordo sul fatto che è giusto vietare? Certo, ma poi devo essere anche realista. Quindi è già vietato, lo ripeto, fino a 13 anni è già vietato. Quindi vuol dire che da 0 a 13 anni non possono. Volete un'altra? Fate un'altra, facciamola. Non risolveremo.
Solo se facciamo quello che dicevamo, alleanza, consapevolezza, i genitori che decidono, i gruppi dove dicono no, il mio figlio è zero digital. Noi facciamo le gite in disconnessione. Quest'anno, a fine mese parte una crociera in disconnessione che va a Barcellona. Noi abbiamo dovuto fare un corso anti-ansia ai genitori perché fargli capire che comunque sopravviveranno. Ho capito? Fortunatamente. Però quindi capisce, la sua rabbia io la comprendo. Provi a pensare a uno che fa questo da tanti anni. Vi faccio vedere qualcos'altro. Lui ha questa capacità di togliermi la slide quando faccio vedere il dato. Bravo, la regia mi piace molto. Benissimo, no, è bravissimo. Il 17% ha uno smartphone. Cioè ogni 100 bambini di 3-4 anni, 17 hanno uno smartphone, 24 hanno un profilo social, ma la cosa più bella e divertente, o tragica, è che il 50% usa WhatsApp. Lei si scandalizza per la LIM. Cioè, qua, 46% delle mamme e dei papà non racconta le favole, le fa raccontare ad Alexa. Italia, non mondo. Ma guardate questo dato, il 50% utilizza WhatsApp, non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno leggere, non sanno scrivere, ma sanno mandare gli audiomessaggi. A chi? Alla nonna, al nonno, all'amichetto. Avete capito che il tema è l'adulto? I miei figli sono sopravvissuti fino a 13 anni senza lo smartphone. Mio figlio, io, non è che gli ho vietato lo smartphone. Il povero preadolescente che inizia la prima media e deve usare il digitale ma non a scuola, quello che raccontavo prima, io gliel'ho dato lo smartphone. Ma sapete perché? Perché io lo voglio abituare ad avere 15 minuti al giorno e dimostrami per un anno che sei capace di gestirti 15 minuti. Mio figlio non gliene frega niente il cellulare, gioca solo a calcio, però è quello. Cioè se io tuttora vedo gente, vi faccio sorridere, questa ve la racconto. Ero in una cena, ero invitato a fare una relazione, a fine serata sono andato a cena con gli organizzatori. Mi dice no, sì, effettivamente noi l'abbiamo chiamata anche perché ho dei problemi con mia figlia. Gli dico va bene, tanto il lavoro nostro non finisce mai, quindi le persone vengono e ti raccontano sempre qualcosa, no? E mi raccontano giustamente di questa figlia che ha 12 anni, se non ricordo male, l'età di mio figlio. Dico, sono coetanei. Dico, bene, qual è il tempo di utilizzo? No, non gliel'ho limitato, ho fatto come dice lei, che devo mettere, ho letto il suo libro, non ho finito di leggere il libro. Non l'hai letto il libro. Il patentino digitale non prevede quello. Dice, sì, no, l'ho messo dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Non è una battuta, dalle 8 del mattino alle 20 di sera. C'erano i due colleghi che erano i miei accompagnatori, mi hanno guardato, hanno pensato adesso fa qualcosa di brutto. E io in realtà ho detto, è stata brava. Cosa dovevo dirgli? Ma cosa dovevo dire? Avevo fatto 1 ora e mezzo di intervento. Mi avete chiamato a parlare, mi avete pure pagato. E dopo l'intervento di 1 ora e mezza tu mi dici questa cosa qui? E allora io continuo a dire probabilmente sbaglio qualcosa. Io e tutti gli altri colleghi che avete citato, cioè qualcosa stiamo sbagliando, perché se dopo tutto quello che raccontiamo a cena mi viene detto una cosa del genere, ma questo, volete sapere? Vediamo circa 2000 pazienti l'anno. E la fascia d'età si abbassa, è normale, è normalissimo, cioè quello che vedete sarà lentamente diventerà la norma. Quando vi dico disturbi dell'attenzione è normale che ci siano, diventerà tutto, quasi tutto naturale. E naturalmente crescendo i dati peggiorano. No, non ve lo faccio vedere questo, vi voglio far vedere questo però.
Questa è una coppia portoghese che ha deciso di condividere con noi e con tutti voi questo momento di intimità. Questo apparecchietto qui lo trovate su Amazon, 9,90 €, sono stati venduti oltre 5 milioni. Guardate questa bambina. Io ho una pagina Instagram dove cerco di fare divulgazione e qualche tempo fa, un annetto fa, ho scritto un post sul Brexiting, che non è l'uscita dall'Europa, dell'Inghilterra, ma è l'allattamento al seno con lo smartphone. Intanto ho capito la cattiveria che hanno le mamme pancino, penso che mi volevano uccidere, mi avrebbero ucciso. Ma non dovete mai trattarle, non dovete... le mamme appena partorito diventano... Io ho scritto semplicemente, no, ditemi se ho sbagliato, io ho scritto semplicemente: care mamme, quando siete da sole e il bambino è vigile, evitate di usare sempre, quando state allattando, lo smartphone. Non ho detto niente, penso di non aver detto di male. Bene, se volete andare a continuare a insultarmi, ancora c'è il post, io penso di non aver mai preso così tanti insulti. Lei è un uomo, non capisce niente, lei non sa quanto è palloso allattare, lei non... Cioè, ma delle cose incredibili. Lei non può capire quanto ci si annoia. A parte che non è che è obbligatorio fare figli, Cioè, possiamo dire che avere un figlio è sacrificio? Si può ancora dire o non si può più dire? No, perché i figli così, cioè è facile farli. Faccio un figlio, lo metto al computer, lo risveglio quando io sono morto, è a posto. Magari gli lascio una casa in eredità, poi lui, quello che farà, ha fatto. Ma non funziona così. I circuiti della dipendenza. Cioè, il gioco d'azzardo esiste da una vita, e continua a esistere. Perché se tu investi X miliardi nel gioco e X meno miliardi in prevenzione, ma soprattutto bisogna conoscerle le cose. Se io installo un'applicazione WhatsApp, ce l'avete tutti, no? O un social, io devo essere ben consapevole che sto inserendo un'applicazione che crea dipendenza. Come fa a creare dipendenza? Come si crea la dipendenza? La dipendenza si crea attraverso l'impostazione proprio dei social e dei servizi di messaggistica. I servizi di messaggistica sono basati su un meccanismo semplice, si chiama meccanismo della ricompensa, sulla dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che si attiva quando siamo in attesa di una risposta. Vi faccio un esempio. Faccio un post, attendo una risposta. Durante questa attesa io non so se la risposta sarà bella o brutta. Rilascio di dopamina, la mia mente associa qualcosa di positivo a qualcosa che positivo non è. Quindi faccio un post sul Brexiting, ricevo un sacco di insulti, ma nella mia mente c'è qualcosa che mi ricorda che è stata un'esperienza piacevole, ok? Da qui la compulsione. Benissimo. La dopamina è la stessa sostanza che si attiva nel giocatore d'azzardo patologico. Metto la monetina nella macchinetta, attendo una risposta, perdo e continuo a giocare. Dice, è matto? No, è compulsivo, cioè dipendente, perché ha associato, anche se ha perso, qualcosa di positivo a qualcosa che positivo non è. La dopamina è lo stesso, tutto questo meccanismo che vi ho raccontato è lo stesso che si attiva con un alcaloide come la cocaina. Nessuno darebbe una sostanza, nessuno farebbe giocare d'azzardo giusto il proprio figlio. E io invece vi dico di sì, perché se andate nei centri commerciali c'è il braccio magnetico, quello avete presente, il braccio meccanico? Quello tutto bello, colorato, quello è un gioco 18+, si chiama pre-gioco, serve ad addestrare al gioco. Come è fatto? Metto l'euro,
provo a prendere, quindi attendo, questo braccio che si muove provo a prendere, non prende niente, perdo, ma voglio rigiocare. Ok? Quindi forse da quello io partirei a iniziare a dare le giuste informazioni. Guarda, attento, stai scaricando un'app che non dovresti scaricare, non è per la tua età, ok? Ma se non c'è qualcuno di adulto, come per la patente, come per le regole, dopo che hai preso la patente, che controlla, tu puoi fare tutte le leggi che vuoi, tutte le regole che vuoi, ma non farai nulla. Quindi devo essere consapevole del meccanismo che innesco. Ed è per questo che non riuscite a vedere l'ultima notifica su WhatsApp. È normale, è uguale. Mando un messaggino, attendo, fate come lui, come Marco, che mi ha mandato tanti messaggini, solo che ha sbagliato il numero e quindi io non gli ho mai risposto. E oggi mi ha detto, ma che non mi rispondi mai. Niente, nemmeno il like tattico, perché andavo su Instagram in realtà a fartelo. No, però, cioè, se io con WhatsApp è la stessa cosa, mando un messaggio, attendo una risposta. Poi dobbiamo anche fare un appello, lo facciamo anche online. Ecco, volete vietare qualche altra cosa? L'audiomessaggio sopra i 30 secondi è patologia mentale grave, gravissima. Io ho fatto la deroga solo a mia mamma 40 secondi, l'unico che faccio finta di ascoltare. Io ricevo mediamente 150 audiomessaggi. Penso di avere lì non lette, ve lo dico in tempo reale, poi devo anche chiudere. Tempo se vuoi. Leggi qua, leggi quanto c'è scritto di mail. C'è un numero a 14 cifre, no. Sono 590. No, 20.634 email, 560 messaggi. Ma come faccio a leggerle? Ma quanta vita mi serve? Io naturalmente non le leggo. Ho la segreteria che prova a rispondere, qualcuno è anche educato, mi ha detto Marco, ma è impensabile, è impensabile. Cioè io dovrei finire studio e rispondere agli audiomessaggi di uno che non è nemmeno gravemente psichiatrico, mi manda un audiomessaggio di 2 minuti e si incazza pure se non gli rispondi. Ma che problema hai? A parte che parlare 2 minuti e mezzo da solo davanti a uno schermo, cioè ragazzi è tanta roba, Ma provate a pensare alla forma di aggressività che è. Cioè tu mi stai obbligando ad ascoltarti. E sapete qual è il messaggio che dicono ragazzi e genitori anche ultimamente? Ma io dottore non volevo disturbarla. E io infatti non mi sono disturbato. Non lo leggo, non lo ascolto. Ma si può. Guardate che non parliamo più. Non parliamo più. Guardate, il digitale sta facendo qualcosa di molto pericoloso. La tecnologia digitale si basa prevalentemente sulle emozioni, ok? Le emozioni primarie, ma fa una difficoltà enorme a trasformarsi in sentimento. L'emozione non si trasforma in automatico in sentimento. Adesso faccio un po' il prof. La tecnologia tende a dissociare la capacità di provare delle emozioni dal rappresentarle. Quindi fa una difficoltà enorme a trasformare le nostre emozioni in sentimento. Cosa vuol dire in sintesi? Vi faccio uno zip. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non saprò più mettermi nei panni dell'altro. Noi saremo sempre più incapaci di cogliere lo stato d'animo dell'altro. Completamente. E quindi non saremo più in grado di emettere comportamenti empatici solidali nei confronti degli altri. Vi faccio un esempio che non riguarda gli adulti. Guarda, cioè dovevi essere tu a darmi il tempo.
Io sono in attesa che mi risponda ai messaggi. Allora aspetti, io volutamente non ti ho dato il numero, quindi poi gli ho dato sbagliato, l'ultimo numero gli ho dato sbagliato. No. Ci siamo quasi comunque. No, mi sono perso. Cosa vi stavo dicendo? Vediamo se un dato che non riguarda gli adulti. Un dato, sì, no, vi racconto un esempio, no? Rispetto alla incapacità no, non me lo ricordo, adesso ho riacceso il neurone. L'incapacità di emettere comportamenti empatici, solidali. 3 mesi fa circa, 3 mesi fa, lo commentavamo poi al TG1, sul grande raccordo anulare, un uomo con una macchina elettrica prende fuoco la macchina e prende fuoco lui. Quest'uomo muore dopo 10 giorni per le grandi ustioni. Ok? No, questo è recente, non è una cosa vecchia. C'è stato un altro con una Tesla, ma è successo a Napoli, quindi è un'altra cosa. E passano 2 romani, potevano salvarlo perché quest'uomo poteva essere salvato, non si fermano, sono stati condannati per omissione di soccorso, quindi nulla, passano, riprendono, non si fermano e fanno di più. Lo postano e scrivono: adesso a Roma abbiamo anche le torce umane. Guardate, vi scandalizza, ma noi siamo quelli che vediamo uno a terra e lo riprendiamo e non lo aiutiamo. Da me nelle Marche è stata uccisa una persona perché nessuno è intervenuto a fermarlo, potevano salvarlo, uno ha aggredito un altro, un barbone, e lo hanno ripreso. Perché il like vale di più, per un pugno di like si fa di tutto, si muore pure. E questo vi fa capire la fragilità che stiamo vivendo. Ma la fragilità che vedete nei ragazzi oggi è la nostra vulnerabilità da adulti. Noi siamo estremamente vulnerabili in questo momento. Perché non conosciamo, non sappiamo cosa fare e siamo in difficoltà. Anche il fatto, no? Adesso si fanno queste formule on life, no? In presenza, online, bellissimo l'online, ci vedono in tanti. Ma il fatto che qualcuno non si sia scomodato perché pioveva a venire in presenza, ma perché dobbiamo regalare la formazione a chi sta online? Infatti io sono per cancellarlo. E non è una battuta, gliel'ho detto anche prima. Perché devo sempre privilegiare chi sta a casa e non si impegna? Adesso vedrai quanti insulti. Dottor Giuseppe Lavenia, Instagram. È proprio questo. Cioè noi bisogna che un pochettino ci diamo una svegliata. E svegliarsi cosa vuol dire? Vuol dire riattivare un pochettino e riuscire dal torpore, perché sennò quei dati che vi racconto, io ogni anno li aggiorno. Quel dato del 60% che non immagina il futuro, pre-Covid era il 40%, 41%, 40%. È cresciuto, ma è cresciuto come... Ma chi lavora nella salute mentale lo sa benissimo che i dati sono aumentati. Io faccio parte di una commissione tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche antidroga, per cercare proprio di costruire progetti da portare nelle scuole che siano unificati e non tutti spezzettati così in base a chi si sveglia e al dirigente illuminato o no. E lì raccontiamo di questi dati, cioè questi dati ormai sono anche, chi sta su lo sa, infatti ci stanno provando a fare qualcosa. È chiaro che se qualcosa è elimino, non possiamo, perché il digitale, ragazzi, guardate che fermare il digitale è pericolosissimo. Vi voglio far vedere se riesco un video. Me lo puoi... Ok, grazie. Vediamo se non vi voglio far vedere questo video qui. È molto importante questo che vi faccio vedere, perché sapete, no, che adesso si può clonare la voce, possono clonare l'avatar, possono addirittura clonare... Io ci metto 30 secondi a prendere la foto sua, mettere la voce sua
e farlo muovere come se stesse dicendo qualcosa, e quindi può chiamare, chiedere dei soldi, fare qualunque cosa vuole. Benissimo, questa è l'intelligenza artificiale, no? Intelligenza che già c'è. Per esempio io ho fatto una battaglia enorme perché non ero d'accordo ad aprirla a tutti. Infatti l'intelligenza artificiale andava data prima ai tecnici, fare gli studi, fare le analisi, ma poi qualcuno ha deciso che per addestrare l'intelligenza artificiale e renderla stupida servivamo tutti. Ok? Tra l'altro c'è gente che prende le informazioni di ChatGPT come vere, e se vuoi la versione base, io ho chiesto di dirmi gli ultimi libri sulle dipendenze tecnologiche, ho detto vediamo se è uscito qualcosa a livello internazionale, e mi ha dato un elenco di dati, di bibliografia enorme. Ho detto caspita, sono usciti un sacco di libri, io non lo sapevo, dov'ero? Li aveva completamente inventati, non solo l'autore, la data, il nome, la casa di... La versione base è così, e le persone pensano che è vero. Poi tu gli dici, oh, ma che stai dicendo? E allora ti dice, no scusami, perché? Perché quell'intelligenza lì è fatta per assecondarti, ok? ChatGPT è fatta per assecondarti, ti dà sempre ragione. Infatti perché i maschi vogliono la moglie robot? Non è una battuta. Gli studi che stanno facendo per inserire la moglie robot, che esiste, entro 2 anni sarà in commercio, ma il marito è così inutile ultimamente che l'uomo, sì, lo metti lì, basta avere un comodino uguale, c'è molto spesso. Cioè, i maschi non sono pervenuti ultimamente, o fanno cose tremende o veramente sono poco pervenuti. Attenzione, tutto quello che vi ho raccontato, e poi vado lì e andiamo a chiudere. Quando io metto un bambino così piccolo come quello che avete visto davanti a uno schermo, torno alle mamme, ma anche ai papà. Mio figlio non mangia se non ha lo smartphone. Mio figlio non sta sul seggiolino se non gli do l'iPad. Mio figlio non va a letto se non prima non gli do il telefonino. Benissimo. Cosa succede a quel bambino? Se io do uno smartphone a un bambino piccolo, quando è arrabbiato, incazzato, deluso, io gli metto lo smartphone, il bambino si blocca. Quel bambino gli sto facendo una delle cose peggiori che un genitore possa fare, cioè lo sto rendendo completamente incapace di gestire la frustrazione. E non saper gestire la frustrazione vuol dire essere incapaci di gestire la rabbia e l'aggressività. Quindi cosa succederà? Che oggi quel ragazzino, invece di trovare le risposte al suo interno, le trova nel telefonino, nei social, in un video su YouTube, dopodomani le troverà in una sostanza, l'alcol, l'eroina, la cocaina, quello che vuole, oppure in un comportamento patologico, quello che state vedendo continuamente, che quando un uomo viene lasciato, per esempio, invece di lasciare, è incapace di gestire la rabbia e la frustrazione, o fa male a se stesso o fa male all'altro. E torno al tema che vi raccontavo prima. Saremo sempre meno capaci di tollerare la frustrazione, tollerare la rabbia e soprattutto metterci nei panni dell'altro. Però vi voglio chiudere con questo video dove vi faccio però vedere quanto in realtà non dobbiamo bloccare il progresso. Noi dobbiamo saper limitare quello che non è adatto alla loro età, dando innanzitutto il buon esempio. Guardate, il Disconnect Day è la provocazione per dire: riesci a stare colazione, pranzo e cena senza smartphone? Riesci a non accendere il telefonino appena ti svegli e prima di andare a letto? Riesci a spegnerlo senza guardarlo? Non lo so. Però se blocchiamo la tecnologia sblocchiamo un progresso importante per la nostra sopravvivenza del futuro. La telemedicina, la medicina, le innovazioni che sta portando in ambito scientifico sono enormi. E vi faccio vedere un uso invece positivo dell'intelligenza artificiale. Quindi non serve solo a fare le truffe online. E chiudiamo con questo. Vediamo, me lo fai partire tu? Eccolo. Non c'è niente di più prezioso della nostra voce.
Ma come ci fa sentire quando la riascoltiamo? Sono stato invitato per una specie di esperimento. Mi hanno detto che avrei dovuto solo parlare. Quindi ho detto, perché no? Abbiamo chiesto a 5 persone di raccontarsi davanti a un microfono, registrando la propria voce. Ciao. Ciao. Vengo da Procida, che è una piccola isola vicino Napoli. Vengo da Cirie, un paese vicino a Torino. Sì, tendenzialmente mi fermo. Sì, credo che mi fermerei, non riuscirei a lasciarla sotto la pioggia. Gli dico che gli voglio bene e lo abbraccio. Poi abbiamo chiesto a tutti di riascoltarsi. Mi mette a disagio la mia voce. La possiamo rifare? Suona completamente diversa da come ero abituato a sentirla. Credevo di conoscerla, invece... Chi era quella in cuffia? È molto cavernosa, non mi piace proprio. È stridula la mia voce. Se potessi la regalerei a qualcun altro. E se si potesse donare davvero? Ciao. La riconosci? È proprio la tua voce. Grazie per avermela donata. Adesso È anche un po' mia. parlare, È la cosa più naturale del mondo. ma non perché affetto da SLA. Ora, Grazie a te, posso farlo di nuovo. con una voce vera, Umana. Nostra. Quindi, vorrei chiederti, come ti fa sentire? La tua voce. adesso, Quando la doni a chi ne ha bisogno, la tua voce suona più bella. Vai su voiceforpurpose.com e dona la tua voce. Ecco, questo è uno dei tanti esempi. Quindi non bisogna bloccare l'innovazione e la tecnologia e soprattutto non riusciremo a farlo. Dobbiamo semplicemente ritornare ad educare. Grazie. È stato puntualissimo. Grazie. Grazie Giuseppe Lavenia, sono arrivati dei commenti positivi, non delle domande, quindi uno almeno che ci sembra possa sintetizzare anche gli altri, te lo leggiamo, ed è il seguente, eccolo qui, perché Rosella dice patentino digitale, concordo con lei, anche il dottor Stefano Rossi e altri relatori sostengono che non serve a nulla vietare l'uso del cellulare, è una partita persa in partenza, occorre invece istituire su tutto il territorio corsi obbligatori fatti bene da persone competenti ed empatiche che sappiano trasmettere un uso consapevole. Corsi sull'uso consapevole dovrebbero essere estesi obbligatoriamente anche ai neogenitori. Ecco, questo è uno dei commenti che sintetizzano altri interventi che ci sono arrivati, quindi ancora una volta ringraziamo tutte le persone che hanno interagito con noi anche da remoto, ringraziamo ancora di più a maggior ragione per quello che è stato detto le persone che ci hanno raggiunti qui al Barco Teatro questa sera e ringraziamo Giuseppe Lavenia con un altro applauso per la sua presenza qui. Grazie a tutti. E per il suo contributo agli scopi di questo festival che continua. Vi ricordo che domani saremo alla 4ª giornata, quindi la penultima. Vi leggo anche gli appuntamenti che ci aspettano. Domani mattina avremo con noi Matteo Saudino per un incontro che vedrà coinvolti in presenza gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie del secondo grado. Il titolo sarà Siamo davvero liberi di scegliere. Alle 17:30 avremo l'associazione di auto mutuo aiuto per un incontro dal titolo Facciamo squadra e infine alle 20:30 avremo Gianrico Carofiglio con l'incontro Parole in rete. Quindi veramente invitiamo tutti voi e le persone che ci stanno seguendo da tutta Italia a continuare a rimanere connessi con Cambio Gioco. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia tutti di cuore per aver partecipato e vi invita a rimanere in contatto con la nostra iniziativa anche consultando il sito www.cambiogiocoul6.it. Grazie
Buonanotte a tutti e arrivederci.